Buongiorno! Buongiorno carissimi, buongiorno amici cari, fans che ci Ma seguite, come si dice, amici cari o cari amici? cari amici che fino ad oggi ci avete seguito e ci seguite sempre, vi auguro un buongiorno a tutti e naturalmente grazie sempre Veramente non è che buongiorno, ormai è buon pranzo. buon pranzo. Esatto. Perché Abbiamo a preferito- quest'ora... Cosa allora, state no- cucinando? allora, Cosa noi- fate di bello? Noi abbiamo preferito farlo a questo orario perché così è un orario, diciamo, dove tutti, bene o male, piccoli, grandi, si trovano giustamente già alzati perché c'è cose suse, giustamente anche Taido, State l'uomo. cucinando, giusto? No che state bevendo, perché prima mi hanno telefonato delle mie amiche che stavano bevendo a quest'ora, dice no, ci stiamo facendo il giro dei locali, abbiamo messo uno spritz in soggiorno, un aperitivo in cucina e ci stiamo facendo il giro dei locali, diciamo giornaliero, diurno, perché notturno non è possibile, perché poi di sera non possono uscire. Esatto. E voi invece cosa fate? Cosa Allora, state cucinando? innanzitutto- Ne faccio parlare. Innanzitutto abbiamo messo questo titolo, Alberto e Rosalba rispondono, perché chissà qualcuno di voi volesse magari porci qualche domanda, noi eventualmente porci qualche domanda, noi giustamente risponderemo, per cui fatevi avanti, fateci qualche domanda, magari qualcuno curioso. Ciao Simone Label! Ciao Simone Label. Ma ti chiami Label o Label? Come la Label. bella Aspetta, e la Label- bestia? Label è labello, Labello? che dopo musso, come si chiama? Burro cacao. Vabbè, ma Amaica è labello. Labello, Vabbè, certo. vabbè. Ma è labello, non label. Labello. Mi ricorda Picchis. Abbiamo 12-13 persone che ci stanno guardando, ma come mai qua non si vede chi ci sta guardando? Che ne sai? Ciao Giacomo Amorici, ciao Sebbi. Ciao Sebi. Criontolo, Criondolo. Criondolo. Abbiamo difficoltà visive ormai, è la vecchiaia. Ormai siamo vecchi, fai. Allora, Anellini di Parma in brodo, mamma mia, Salvatore Limandri dice che sta Sciali, cucinando. Salvatore, Gli Sciali, anellini. mangi bene E oggi io- Salvatore. E io vengo a mangiare lì Grazie da te. Francesco. Grazie Francesco. Antonino, Alessandra Ciao Alessandra. D'Armetta, Alessandra che dall'America. belle cose che scriveva. Grande Alessandra, grande amica mia. Un bacione Alessandra D'Armetta. Gianvito come stai? Ciao Gianvito, grande Gianvito. Riprenditi perché la vita è bella, dai. Gianvito carissimo, un Prendi- bacione Gianvito, Prendi grazie per il le lato parole che hai positivo. scritto. Io come state adesso? Lo so, Gianvito pure tu hai avuto un bell'incubo. Anna Martinez. Noi stiamo un poco meglio. Saluta Anna Martinez. Ciao Anna. Ciao Anna. Stamattina alle 7:30. Un bacione, Anna. Saluti Anna Martinez e ce li manda alle 7:30. Ah, sì, Lei ci me li manda. manda alle 7:20 e io alle 7:30. Ah, ci mando buongiorno. Buongiorno. Ho capito. Allora, vedi, ti fanno sempre complimenti, ti fanno. A me non mi dice niente Alessandra nulla. dice che Non mi devo dice niente sorridere nessuno a me, sempre. a te ti fanno sempre complimenti, ma giusto, giusto. Diciamo che a me fanno i complimenti. A me non mi calcola nessuno. Per non rendere la situazione brutta, non è che mi possono dire Rosalba, guarda che faccione dicono- che hai, che dico- sei brutta, la dicono, dicono la verità, sei bellissima, sei solare, sei Dicono la sorridente. verità, a te ti fanno i complimenti perché è la verità. Ma tu A me non mi caga nessuno perché giustamente oramai. 4 fila ti Oh. mangi, sei riuscito a metterti in forma, quello che non riesco a fare io, Alessandra, come Piano devo fare? piano piano ci riuscirai pure tu. Ciao Cati Mascellini. Ciao Cati, grande Cati. Un abbraccio e un bacione grande Cati. Grazie Com'è sempre. oggi? Visto che è bella giornata, David. anche se non c'è il sole cocente, oggi è sempre una bellissima Grazie Anna. Anna scrive sempre cose belle. C'è niente da fare. Anna sempre Anna. Finalmente vivendo bellissimi, sono felicissima. Grazie Anna. Siamo ritornati a vivere. Bellissimo caca, mi compare. Siamo bellissimo. ritornati a vivere, cara Anna. Purtroppo ci voleva, dopo tanto tempo di soffrire, un po' di felicità.
Allora, infatti, sai... Grazie Alessandra! Alessandra, ma tu Sempre sei messa complimenti, d'accordo... mi fa Alessandra, Alessandra! c'è una Dune che mi fa sempre complimenti. Ma ti dico, sei messa d'accordo con Conte? Perché Conte dice sei e tu dici, infatti sei e sei in perfetta forma. Quindi tu sei messa d'accordo con Conti, perché Conti dice che non bisogna essere più di sei. Rispondiamo a Francesco. Francesco No, vuole no, sapere se no, siamo di no. Catania. No, Francesco! Anche se Catania mi piace, perché ci sono piace, stato 2 o 3 volte Catania, ci piace. i catanesi mi piacciono. Siamo stati al Siamo di mercato, Trapani. a Catania siamo stati al mercato, ti ricordi con la nostra amica Troppo bello. che salutiamo? Ci siamo divertiti un sacco. No, una A bella Catania. esperienza. Bella, bella Catania, bella. Catania è favolosa. No, siamo praticamente sì. della provincia di Trapani ed esattamente di Marsala. Io sono originario nativo di Trapani, mi sono trasferito qua a Marsala a conoscere qua la Lupacchiotta e qui sono rimasto. Mi sono trapiantato qua a Marsala e sono diventato marsalese. Sono qui dice Gianvito. Gianvito dice che, come la situazione che sappiamo, che purtroppo ha perso la mamma e questo ci dispiace tantissimo. Lo so, Gianvito, E purtroppo. ora sta tornando il sereno, anche perché arrivato a un certo punto una deve cominciare a rasserenare, ad accettare che purtroppo siamo in questa vita di passaggio. Però tranquillo Gianvito che sappiamo sono sempre nessuno. vicino a noi. Io ci sono passato con mio papà che era la cosa più preziosa che avevo. Non lo se n'è sappiamo andato. nessuno Però quando io a mio finisce. papà ce l'ho sempre vicino a me, ce l'ho sempre nel mio cuore. Sia io che lei, perché mio papà voleva più bene a lei che a me. No, non è vero, dai, ti voleva bene. Ma a te diciamo, che sa? diciamo che Perché mi stavi voleva vicino a me. bene, mi voleva bene veramente come un padre. Di questo di nuovo mi state facendo commuovere. La volete finire? Io non voglio piangere. Poi dici che è piagnuccolona No, basta, sta questa. buono, non ti emozionare. Allora, Francesco dice che a Marsala ha tanti amici. Comunque vi auguro a tutti il bene di questo mondo. Grazie per i video e per i momenti belli che abbiamo passato. Ciao Antonio Emilio. Quando Antonio Emilio, finisce? buon weekend anche a te Antonio Emilio e grazie sempre Quando finisce per la tua questo- vicinanza e la tua questo solidarietà. virus, cerchiamo di andare a trovare ed abbracciare gli amici, perché per ora pure se ci incontriamo manco ci possiamo Grazie, avvicinare, Marco. non ci possiamo salutare, non ci possiamo abbracciare, non ci possiamo baciare e quindi è meglio che ci guardiamo con le video. Maria, grazie Soccurici, Maria, grazie. perché io- Ciao Rosalba, sei favolosa, tu sei favolosa. Grazie Maria Grazia. Maria Grazia, è da un po' di tempo che non fai le dirette, a me piace quando Ciao, fai le Giuseppe dirette, Gaziano. perché io Grazie me le guardo, sempre. me le guardo e sei bravo a fare le dirette, a riprendere le parti Devo parli, delle scusa, giornaliere. Sto parlando di Maria Grazia Manno, Maria Grazia da Manno, Palermo. sì, no, Com'è l'ho la vista pure situazione io. lì a Palermo? La situazione a Palermo Ciao come Maria Giuseppe Grazia? Garziano. Giuseppe Graziano ci segue sempre. Grazie Giuseppe. Anna Manfra sta guardando pure il Ciao mio Anna! Anna Manfra! Grande, grande Anna Manfra! Anna Manfra, scrivi belle messaggi, belle parole. Anna Manfra. Allora, ciao Rosalba e Alberto, Peppino è sempre con voi, è sempre presente, bravo Peppino, ti vogliamo Grazie un mondo di Peppino, ti bene. vogliamo un mondo di bene anche noi. Quando cominciamo a poterci abbracciare, vogliamo incontrare tutti questi nostri amici Sì, che ci sì. guardano e che ci Appena finisce il Covid, ci vediamo e ci abbracciamo tutti, come tanti fratelli. Però bisogna prima che finisce il Grazie Covid. Gianvito. Grazie ma Gianvito. sei gentile, ma poi avete scritto dei messaggi che sono stupendi. Sono un po' esagerati, a dire il vero, non è che siamo personaggi. Ciao Carmela Campisi. Antonio Emilio vuole sapere che cosa cucini. cucino oggi? Allora, oggi c'è un pranzo veloce. Ho fatto fettine di vitello con olio di oliva, origano e un contorno di insalata. Perché non è che possiamo mangiare sempre carboidrati. Già la faccia c'ho 80, quando mi deve diventare tanta, mi deve diventare. Poi io non mi vedo più. Perché Già, giustamente le già orecchie si veramente, allargano veramente e stai io, scomparendo. e io entro nelle orecchie di Ma Rosalba. dico perché io, va, stai giustamente- scomparendo. Piano piano. Sei troppo secco. Però non sei sciupato, bisogna dire la verità. Secondo voi è sciupato? Diteglielo, perché non mi crede. Non mi crede.
siccome mi hanno detto qua Luciano nei video, Passari sta mi hanno detto nei video che mi vedono sciupato, non è vero che sei sciupato. io mi vado preoccupando. No, non ti devi preoccupare perché Giustamente non è vero. mi vedono sciupato, me l'ha detto più di uno e io giustamente mi preoccupo. Ma se non hai nemmeno rughe, senza che hai fatto uso di chirurgo plastico, non hai nemmeno una ruga. Allora, basta che mi paghi il biglietto Belgio-Sicilia e ci vediamo, Alberto. Peppino, ti veniamo a trovare noi. Quando finisce il coronavirus ce ne andiamo in Belgio. Belgio bello, mi hanno detto Belgio che è bello. Alberto? Lo dicono anche a me. Che sei Ma sciupata, cosa? Alessandra, che sei No, sciupata. Alessandra, non è vero. Insomma, anche qui non va benissimo, però speriamo bene. Gli ospedali sono... sembra che... Ma tu ci arrivi a leggere, sì, perché io sì. ho un mio Comunque credito. dice che non va benissimo Maria Grazia Manno, nel senso che ci sono dei casi di Covid. Sì, Alessandra, hai Li ragione. abbiamo tutti qua a Marsala da noi, ci sono un sacco... C'è il reparto pieno di maternità. La caccolatrice, padre Maria, come parla veloce, non ti capisci. Calmate. Ma fammi stare bella Lo so, energica. ma è troppo veloce. Secondo te è meglio già faccio quando un sono tempo a energica ricevere l'input. o quando sono tutta spenta, antipatica? È Comunque meglio belle, quando oggi una- si è fatta i capelli. E forse sono più frizzante perché ho questi capelli Quando si ricci. fa i capelli non si può tenere. Petronilla, amore mio, ti voglio un mondo di Petronilla, bene. grande Petronilla. Un Sei abbraccio mio grande amore. alla nostra amica Petronilla che ci sta seguendo anche lei. Dacci un bacio Grazie Petronilla. a Peppe. Un bacio grande e un abbraccio forte Vi vogliamo un al mondo tuo di bene. Peppe e vi vogliamo un mondo di bene come dice la Lupacchiotta. Speriamo che i tempi Migliorano anche per voi. passino al più presto. Grazie Petronilla mia. Aspetta, qua diceva che... Qua è chi? No, non lo so. C'è una che vuole essere salutata in Voleva diretta. sapere se c'era il botulino. Gisella? Gisella! Gisella Sad. Sì. E poi c'era una che voleva sapere se aveva... Ciao Gisella Sad, un grosso saluto a Gisella Sad. Linda Ciao. Licari. Ma Ciao Linda Gisella. Licari che è il nostro... Linda. È un consigliere comunale. Linda Mi pare Licari. che c'è un consigliere comunale che si chiama Linda Licari. Non lo faccio. Confermacelo, Linda. Peppino dice il 30 ottobre fino al 10 di novembre vieni qua da noi senza che ti paghiamo il biglietto, ci vieni a trovare. Peppino vieni dal Belgio. Peppino a disposizione, Peppino. Speriamo che quest'anno il Covid Belgio- se ne va e noi ne possiamo il abbracciare. Belgio, il Belgio lo sai che non è in Francia. Alessia Lacchia soccorrisce. Ciao Alberto, quando la situazione migliora hai intenzione di iniziare nuovamente la rubrica dei cuori solitari su YouTube? Va Ma bene. perché no? Possiamo fare pure un pensierino. Linda Ligari ci ha confermato che è uno dei nostri 24 consiglieri comunali e noi siamo felici per te. Buono, e per Linda tutti Ligari, gli altri forza! consiglieri comunali, Metticela tutta, di Linda cui Ligari. La mia amica Rosanna Genna che saluto in diretta perché è Perché un dopo è- consigliere comunale. Lo sto salutando assieme a Linda Maria, che era Ligari, tu. a Rosanna Genna perché è una mia carissima amica. La sto C'è salutando in Nunzia, diretta. Nunzia. Ciao Nunzia! Allora, Nunzia ci guarda da tanti anni e un bacio da Pestum. Grazie Nunzia! Nunzia Allora, Giorgiutti. Alessandra vorrebbe venire in Sicilia, ma il Covid non vuole americani. Non in ti preoccupare Italia. Alessandra, E per appena ora finisce il i Covid posti così. verrà in Sicilia o noi verremo in America e Alessandra, festeggeremo abbiamo insieme. sbagliato periodo perché quest'estate ti posso dire che americani sono arrivati qua da noi. È arrivato il figlio di una mia carissima amica Erano degli americani in vacanza. e sono venuti a fare le vacanze qua da noi. Per ora la situazione è di nuovo un poco drastica, bisogna attenersi alle regole, dobbiamo Mantenere le rispettare la distanze. distanza, lavarci spesso le Mani. indossare la mascherina, non fare assembramento, quando siamo a casa non dobbiamo essere più di 6, non bisogna andare oltre l'orario di chiusura. Antonio dice, avete fatto il botulino come Gemma? Che vuol dire? Ah, Gemma, Gemma. quella che è a uomini e donne, mi pare che è. E ha fatto il botulino. Gemma. E ci sembrava che tu avevi fatto pure il botulino. Ah, sì? È naturale. Non l'ha fatto il botulino. Come si fa qua per andare Col dito. a vedere? Basta che ci mette il dito qua. Avanti, dai. Ah. Indietro, voglio guardare Calma. un attimino i messaggi di prima. Il messaggio prima non lo faccio, cavolo. No. Eh sì, Gianvito, adesso torniamo a sorridere. Grazie. Via, cammina chiuso.
Ti vogliamo bene, un mondo anche noi. Grazie E Alessandra. quando veniamo nelle tue zone, Grazie sempre Gianvito. ti veniamo a trovare. Non ce la siamo sentiti, ti dico la verità, quest'estate quando è successo il fatto di Si venirti vede a più trovare. scuro, ma come? Non ti preoccupare, ancora ti vedi. Lo saccio però. Però prossimamente, Non appena lo so, mi vedo più verremo scuro. nelle tue zone, quindi Campobello di Mazzara, ti veniamo a trovare con molto piacere. Alberto, non sei sciupato. E poi hai accanto Rosalba, quindi stai sereno. Un abbraccio a voi e buon pranzo. Grazie Maria Grazia. Un bacione Maria Grazia. Giacca, ma io mi vedo sempre più scuro, ma come mai? Ma? Come mai mi vedo più scuro? Perché più scuro? Perché siamo più... Ma non è che ti sei messo l'occhiale? No, Ma dico io. no, Non ti preoccupare. vabbè. Sei più scuro. Com'è l'immagine? Io mi vedo un poco scuro, ma non lo so, può essere magari... Alberto, vediti beggio, perché lo sei beggio. Ma come ce lo dobbiamo dire, Alessandra? Grazie Io te lo dico ogni Alessandra, giorno, finalmente sei bello, qualche sei messaggio bello, bello, sei bello, finalmente sei qualche bello. messaggio E bello invece pure a mia. Vuole fate i complimenti da voi, mi raccomando, fateci Ciao, sti Manolo. complimenti, lo fate sentire meglio. Ciao, un saluto dal Salento. Ciao, un Nino saluto dal Maria. Salento. Non ho visto chi ci ha salutato dal Salento. C'è stato uno che ci ha salutato dal Salento. Da Salento? Sì, Manolo Costa ci ha salutato dal Salento. Da Salento? Sì. Ma devo salutare allora Manolo. Ciao Manolo, Manolo Costa, io avevo un grande amico, compagno di avventure che si chiamava Costa di cognome. Nino Maria. Paolo Costa si chiama. Lorenzo Caradonna. Eh sì, Alessandra vuole detto sempre che è bigiazzo. Ha visto che si è messo di nuovo in forma. Perché si sente sempre Grazie tutto- Gisella, si sente grazie sempre tutto Gisella, capito. grazie. Quanto complimenti che ti stanno facendo. Però attenzione, Tu sei guarda sempre più cosa ha detto Peppino. Peppino ha detto Ma è che la la verità, più bella è ma è la Rosalba. verità, scusa, dice la verità, che tu sei più bella della verità, solo con queste briciole che c'hai, tutte belle belle. Ogni riccio un capriccio. Ciao Daniele. Ciao Daniele, Ma che dici? Che ne diresti di andare ciao Lorenzo. a mangiare magari? Anche se facciamo cose veloci. Lorenzo Caradonna comprava il pesce da me. Ma che dici? Ricillo Lorenzo, com'erano i pesci che vendevo Ma- io, com'erano? Ma Diglielo. Ma te la senti di fare una bagnata in diretta? Una bagnata? Per fare una bagnata ci vuole... Una bagnata di queste leggere. che bagnare. E pesce, come quando vendevi il pesce, ti dico. Ma quando vendeva il pesce in piazza? Dai, so dai. Non lo so, No. volete che faccia una bagnata? Sì, diteci sì. Una bagnata? Daniele Non mi sembra. ci chiama dalla Val di Zena, abito vicino a Gianni Morandi. Salutaci Gianni Morandi. Gianni Morandi, grande Gianni Morandi. Alberto, le rose come sono per ora? Per ora sotto... Rispondici che siamo sotto il Le periodo rose, delle le rose rose. sono bellissime, solo che per ora purtroppo in questo periodo di Covid che c'è se ne vendono pochissime, perché praticamente a momenti c'è il lockdown che c'è e per colpa del Covid al cimitero non si ci può andare. A momenti, tutte le i cerimonie matrimoni non si possono bloccate, fare con gente perché- invitati, con qua gente in invitati. Sicilia, E 30 allora sono praticamente le solamente sale di cui noi riforniamo di rose hanno disdetto tutti gli appuntamenti per fare i matrimoni, per fare insomma i diciottesimi, cose, e di conseguenza se ne vendono di meno, perché questo sarebbe il periodo giusto per noi che abbiamo la produzione di fiori e la produzione di rose di poter guadagnare qualcosina in più, però purtroppo siamo invalidati appunto da questo Covid che c'è. Però noi siamo sempre sorridenti, sereni, perché bisogna Pazienza. essere sempre positivi nella vita. La positività porta a stare bene. E si sta bene, l'importante è la salute. Alessandra Per il D'Armesta. resto si risolve tutto. Ti dico solo un numero, per il momento 25. Per il momento 25, però continuo. Stava diventando un maialino come me. Poi lui si è messo nella giusta via, io invece, io rimango sempre nella via sbagliata. Grazie Un abbraccio Fabio. da Colonia. Dove si trova Colonia, Fabio? Fabio da Colonia.
Colonia mi sa essere un paese siciliano, se non bene. se Sì, non sì, sbaglio. è un paese siciliano. Non mi ricordo dove, sinceramente. Alessandra ha 60 kg e stai benissimo allora Alessandra. Alessandra, allora, Siamo contenti per te. se ce la vuoi mandare una foto, Alessandra, così ti guardiamo e valutiamo e ti diamo magari qualche consiglio. No, Covid. Ah, Fabio Siciliano, la Germania. Germania. A Colonia in Germania, e quale Sicilia? Diciamo che siamo ignoranti, no? Ma scusateci per la nostra ignoranza, L'ignoranza purtroppo si taglia a fettine, si taglia a fettine. qua da noi. Purtroppo. Peppino della Germania. Grazie Alessandra, aspetto con ansia. Colonia Colonia e e Germania. Germania. Agnaggia ne paria che era in Sicilia. No, Peppino. Agnaggia. A me. A te. A me, perché Ma se qua per questo- l'unica ignorante sono io. Se per E da no. Per questo Io. ieri ha detto che Belgio era in Francia. Soccorso. Ieri ha detto che Belgio era in Vabbè, Francia. ma è naturale che io perdo colpo, è naturale che io sono vecchietto. Tu sei picciottello ancora nei miei confronti. Giustamente per Dio. non è che posso Fabio pretendere. Siciliano invece di Caltanissetta, Sugno. Fabio Siciliano. Ah. Ma io di Catanessetta. Allora, Antonio mi ha detto che in questa diretta splendo come il sole. Oggi sole ce n'è di meno, quindi ve lo emano un pochettino io di sole. Alessandro Paruta. Ciao Alessandro! Un bacione, un abbraccio grande grande Alessandro, grazie sempre. Ciao Piero Piccione. Ciao Piero! Piero, un nome da ricordare. Io c'ho il mio compare pure Piero, che lo ricordo sempre, e lo vedo ogni giorno. Allora non lo ricordi, lo vedi. Lo vedo. Poi, E poi cominciamo a salutare, perché qua cominciano ad avere fame. Alissa Esposito. Qua cominciano a girare. Ciao Alissa! Ciao Alissa! Che dici, li salutiamo? Salutiamo, però domande stavo tornificio. Beh, ma per forza devono fare sempre domani, ma come non da Vabbè. noi? Parla sempre le stesse cose. Vabbè, ma- ci vediamo naturalmente alla prossima diretta. Preparatevi le domande che ci volete Alessandra ha fare. origini di Monreale ed è in America da 35 anni. Alessandra. Quindi di Monreale, Alessandra. Come sei cambiato? Chi? Alissa? Mi dice a Alissa. me? Certo, Io? perché è più magro, più sicco. Grazie Alissa, un altro bel E complimento. Grazie. Alessandro abita vicino a Monreale. Alessandro Panda? Sì, sì. No, Paruta. Paruta. Ah, Panda. Sono pure mezzo oivo. Sei pure più bello, ha detto Alessia. Grazie Alissa. Un bacetto e un abbraccio grande. Salutiamo? Salutiamo ragazzi, vi auguriamo una buona un buon pomeriggio, naturalmente buon pranzo per quelli che devono ancora pranzare. Ci vediamo naturalmente nella prossima diretta che sarà, non lo so, A giorni. A Ormai giorni. c'è fine settimana, ci riposiamo qualche giorno. esatto. Vi auguriamo un Penso buon che ci weekend a vediamo tutti, lunedì. vi vogliamo bene. Naturalmente vi ricordo che per sostenerci e soprattutto per aiutarci nel nostro cammino Di verso il web, di i condividere nostri video. i nostri video e Le di nostre dirette. soprattutto di iscrivervi al canale perché Silvana- ne abbiamo veramente bisogno. Silvana si mangia la fettina di vitello con origano e olio extravergine di oliva. Di oliva. oggi. E un po' di sale. Grazie Salvatore. Salvatore, grazie Un abbraccio Salvatore. immenso, vi voglio bene. Ciao, Antonino. Ciao, Antonino Terranova. Ciao, Io Antonino. ma fate sta così, Antonino. Buon weekend anche a te, Ogni Antonino. volta è sempre una cosa nuova, una cosa nuova. Come devo fare con te? Come devo fare con te? Sempre idee innovative, c'è Antonino. Come possiamo fare? Non ti posso stare dietro io a tutte le tue innovazioni. Va bene. Ok. Ragazzi, Ciao, di nuovo, buon Alissa weekend a dalla tutti. Sardegna. Un grosso Ciao saluto, a tutta un grosso Italia. bacio e un grosso abbraccio dai vostri lupacchiotti, Alberto e Rosalba. Ciao, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale Stranamore Condivideteci Siciliano. video. Ciao.